Entro il 2019 sarà pronto il progetto definitivo ed esecutivo per la nuova piscina del Lido a Chiavari, dopo circa 15 anni di contenzioso amministrativo e la presentazione da parte di privati di un progetto poi accantonato, l'amministrazione comunale ha deciso di procedere con fondi propri. Essendo nella piena disponibilità dell'area, il comune metterà a gara la predisposizione di un progetto per riqualificare l'intera zona, con la realizzazione di una piscina di 50 metri scoperta per uso estivo. È intenzione dell'amministrazione comunale finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva, vale a dire quindi una progettazione che poi possa essere mandata in gara all'opera pubblica nell'anno 2019. È un sogno che ho nel cassetto. Il sindaco ha ufficializzato la scelta nel corso della presentazione della squadra 2019 della Chiavari Nuoto e oggi il presidente del Consiglio Comunale Antonio Segalerba ha confermato che le società sportive saranno coinvolte nella progettazione perché non si può non tenere conto della presenza a Chiavari della plurititolata Pro Scogli di Canoa Polo e della Chiavari Nuoto che gestisce la piscina di Largo Pessagno, struttura con la quale la nuova piscina del Lido non andrà a scontrarsi perché è destinata ad usi diversi. Se nel 2019 il progetto sarà effettivamente completato, come è nei piani dell'amministrazione, nel 2020 potrebbero iniziare i lavori. Quella che noi ipotizziamo è una piscina olimpionica scoperta con un uso di 4-5 mesi all'anno, che non è in alternativa alla piscina del centro che viene gestita e dei numeri molto importanti, ma una piscina abbinata a uno dei più bei stabilimenti balneari che abbiamo a Chiavari, che è lo stabilimento del Lido, e dove sono cresciute generazioni di chiavaresi, dove si possono ipotizzare eventi sportivi di livello per portare a Chiavari molte persone, molte famiglie e molti turisti. È un sogno nel cassetto che però contiamo di poter realizzare.